siamo qui con Carlotta Len e Elisa Ilini, appena laureate campionesse sarde di doppio femminile. Sensazioni dopo il match? Sicuramente positive e bellissime, perché comunque è stata l'ennesima conferma della nostra, per noi e della nostra coppia. Sì, è stato molto bello, anche perché è la seconda volta che vinciamo assieme, poi oltre ad aver vinto anche gli universitari, comunque è una soddisfazione, siamo contentissimi. Diciamo che non ci stanchiamo mai di uscire dal campo felici dopo le nostre vittorie in doppio, e penso che non ci stancheremo mai. Beh, a questo punto viene naturale chiedervi qual è il segreto di questa sintonia che vi porta così tanti successi? Ma guarda, sinceramente non lo so, perché inizialmente non era così, perché comunque lei ha un carattere completamente diverso dal mio, poi di punto in bianco c'è stata la svolta, da lì abbiamo iniziato a giocare bene, a intenderci sempre più, a conoscerci soprattutto meglio caratterialmente, perché comunque alla fine alla base di tutto c'è quello, e poi allenamenti doppi e poi esperienza, ovviamente. Più ne fai e più la sintonia si crea e soprattutto si mantiene. Invece a te gli chiedo qual è stata secondo te la chiave tattica di questo match? Fare il nostro gioco, stare serene, fare le cose giuste, a entrare al momento giusto, aspettare magari anche ogni tanto l'errore senza avere troppa fretta, e stare comunque sempre lì, perché comunque ogni punto è importante, si sa nel tennis pochi punti possono cambiare la partita, e l'importante è stare sempre lì, precisi, e fare il nostro gioco. Io sto a rete e lei sta a fondo. Benissimo, quindi adesso praticamente a livello regionale avete vinto praticamente tutto. Ora, quando vi vedremo in palcoscenici nazionali e internazionali? Guarda, spero presto, perché qualcosina secondo me potremo farla, non eccessivamente, però qualche soddisfazione possiamo togliercela. Poi magari non succede, però almeno ci rimettiamo in gioco, perché comunque sarebbe, come hai detto tu, un palcoscenico di livello ovviamente molto superiore rispetto a quello regionale, perché comunque ci andiamo a confrontare con realtà tennistiche completamente diverse, quindi diciamo che stresserò un po' la mia compagna per fare qualche doppietto all'internazionale. Sì, sì. Al Fort Village hai qualche 10.000 che si terranno appunto al Fort Village, e poi vabbè, il campionato comunque già in Serie A2 abbiamo avuto modo di giocare, in Serie B, nei campionati di terza categoria, quindi ci mancano solo appunto gli internazionali. Speriamo, diciamo, di riuscire a completare un po', perché comunque tutti e due studiamo e quindi siamo un po' impegnate con lo studio, però vabbè, vedremo.